pezzo che non ci si vede, eh? Non go fretta, non go fretta. Salve. Non so chi sia, ma grazie. Auriga, sono tornato. Ciao. Adesso andiamo a vedere dopo un mese e mezzo il diario dei boschi, la situazione dei sentieri e basta. Ci vediamo dopo. Yo! Allora ragazzi, come andiamo? È un pezzo che non ci si vede, eh? Passato un po' di tempo, però purtroppo ho dovuto pensare ad altre cose, a dedicarmi anche ad altre mie passioni, perché non vengo solo dal mondo della bici. Quest'anno mi sono dato completamente al mondo della neve. Ma fortunatamente ho avuto dei validi alleati, quindi ringrazio Miguel per il supporto e Fuori Rotta che sempre sostengono questa attività nel fare delle ronde. Oggi tocca a me, non mi sono dimenticato della ronda di gruppo, datemi il tempo di organizzarmi perché le cose sono molte, mi sto dedicando anche a progetti personali, quindi trovo spazio per tutto e troverò spazio anche per voi. Bici. Non go fretta, non go fretta. Non ho fretta. Non c'è problema, mi sposto io. Ah, ok. Grazie. Eccoci. Resiste comunque, eh. Oh, guarda che robetta. Sento una roba. Ah! La nuova sigla! Allora. Sempre bello vedere questo. Salve. Salve. Wow. Buon venerdì ragazzi. Ripassando per questi bei sentieri dopo tanto tempo, vamos, è sempre bello camminare in questi posti. Una pagina a volta, vabbè, ognuno prende le pagine come vuole. Noi qui, bella mattinata, Santiago, Elena, Gioia, sole e sentieri come sempre fantastici, bella compagnia, connubio perfetto per una bella giornata. Viva tutti gli sport a cielo aperto, sì, grandissimo. Oh, qua cominciamo. Perditi, esplora, resta fuori. Non aspettare siano gli altri a farlo al posto tuo. Non so chi sia, ma grazie. Prima camminate sui Iberici. Ciao. No, questo è un progetto che si chiama Diario dei Boschi. Un piccolo diario, c'è una penna dentro, ognuno lascia. Difatti ogni tanto faccio una ronda. Siccome sono uno degli organizzatori di questo progetto e ogni tanto mi prendo del tempo, vengo qua, leggo, faccio delle foto perché metti caso che magari un acquazzone o mi si rovina tutto. Allora c'è un gruppo che si chiama Fuori Rotta, un'associazione dilettantistica sportiva che tiene mantenuti tutti i sentieri. E Sossano. E poi ce n'è una anche a Costa Bissara, dove se ne occupa un altro gruppo di ragazzi, tutti appassionati di mountain bike o comunque di attività all'aria aperta. Fuori Rotta. Avete un profilo Facebook? Instagram, c'è anche su Facebook, sì, c'è anche su Facebook, sì. Invece questo lo trovi su Instagram, si chiama Diario dei Boschi. Puoi trovare anche delle informazioni cercando su Google e ti verrà fuori un profilo dove c'è spiegato tutto, le mappe dove si possono trovare le cassette. E così uno magari si fa la traccia, va a camminare. Sì, vi hanno già lasciato a piedi. Grazie. Ciao, buon proseguimento. (8 marzo), grazie mille a tutti coloro che mantengono questi sentieri. La mia mountain bike vi ringrazia. Era una passeggiata bella, ma alla fine mi hanno detto che ci sono i cinghiali e i miei accompagnatori avevano paura. Sì, è vero, ci sono i cinghiali, state attenti. Raga, io continuo a ringraziarvi infinitamente per il sostegno che date a questa piccola attività. Questo video si svolgerà in 2 parti, quindi faccio un giretto nei trail e ci vediamo fra qualche giorno. Bella! Che fa spurgo di...
Fagianino. Curu, 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 curu. Questa ronda è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao Pioi. È una scampagnata sportivo-goliardica, ok? Tipo il padel. Perché concilia una buona attività fisica Vi faccio fare il cistorello io, che ha detto. in bicicletta in compagnia, dove te socializzi e tutto, amici di merda che siete altro, con l'annientare completamente lo sforzo fisico fatto, assumendo alcol Sì, salute. e cibo fritto Sento un profumo di frittura. a gogo.